Giovanni Colli, segretario del PISA, quindi come si pone il Partito Osservazione che comunque ha portato la mozione sull'indipendenza al Consiglio regionale rispetto a questi temi? Io ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo incontro dibattito per avermi invitato, ringrazio Francesco Setta e ho accettato volentieri perché questa via di incontrarsi e dialogare tra partiti diversi e che comunque portano avanti punti di vista che hanno moltissimi punti in comune, non inizia da oggi, non inizia con questo incontro, è iniziata tempo fa, si può dire, quando immediatamente dopo la mia elezione. È un percorso di dialogo che ritengo positivo e che ritengo debba essere proseguito per il futuro. Come si pone il Partito Sardo rispetto a questi temi? Ma diciamo che i punti centrali delle argomentazioni e delle posizioni politiche che noi abbiamo coincidono. Quello che diceva l'ospite che mi ha preceduto, cioè sull'articolo 9 dello Statuto che prevede la possibilità di riscuotere direttamente le entrate e che pure non viene applicato, è una posizione comune. Ed è giusto quello che dicevo, ci vuole da questo punto di vista un atto di coraggio della classe politica che, preso atto, premesso che è prevista per la Sardegna la possibilità e il diritto di, premesso che lo Stato riscuote i soldi e poi però non li dà come li dovrebbe, tutto ciò premesso, la Sardegna decide di applicare un potere che lo Statuto gli dà. Viene contestato questo potere, si aprono le vertenze giudiziarie nelle sedi opportune, apre le vertenze giudiziarie dello Stato o le apre la Regione. Questo è un atto di coraggio che la classe politica dovrebbe fare. Il discorso che faceva anche Francesco Setta, io lo condivido, cioè noi, secondo me, difficilmente riusciremo, anzi quasi sicuramente non riusciremo a cambiare i rapporti di forza con lo Stato italiano all'interno di una riforma di tipo federale dove di fatto questi poteri dovrebbero essere obbligati, cioè dovrebbero essere concessi. Perché? Perché chi ha il potere, chi ha la forza dei numeri, chi ha la forza degli abitanti, farà delle concessioni, ma saranno sempre delle concessioni che non serviranno rispetto all'obiettivo che ci poniamo. Io sono convinto che è davvero più facile che in Sardegna si affermi la sovranità statuale di questo popolo. È più semplice questo percorso che affermi questa sovranità statuale che non un percorso di rivendicazione, diciamo così, progressiva nel tempo, eccetera. Credo che sia veramente più semplice questo. Io non voglio adesso parlare, magari poi ne parleremo dopo, della riforma del titolo quinto, della condizione di specialità, del fatto che poi alla fine tutto il dibattito che c'è sulla valenza costituzionale del nostro statuto, che per un verso è un vantaggio ma per un altro verso è uno svantaggio perché ingabbia i consigli della regione, essendo tutto demandato a una legge costituzionale e quindi del Parlamento italiano. Io voglio dire questo, io sono convinto che nessun cambiamento reale ci possa essere se noi sardi aspettiamo che questo venga dall'altro, e anche su questo sono d'accordo. Cioè non può essere un passaggio che da posizioni come dire di vertice, senza un reale movimento di popolo, possa portare a un cambiamento. Io credo che alla base di tutto ci sia, io credo molto nell'uomo, cioè credo molto nel soggetto, credo molto nella persona, che è quella che deve
trovare in se stessa innanzitutto la forza e il coraggio di dire: questo è quello in cui io credo e sono convinto, e per questo io mi batto e inizio un percorso seriamente per portare avanti questa idea e per affermare la sovranità statuale della Sardegna. Se non si parte dall'uomo, dai singoli, dalle organizzazioni politiche, è evidente che è la solita domanda, ma è la solita paura di non farcela, di perdere quello che si ha di certo e di sicuro, blocca qualunque percorso di rinnovamento. Io da questo punto di vista dico sempre che se c'è un limite, perché è oggettivo, che ha avuto la classe politica in Sardegna nel tempo, chi si avvicina ora alla politica, chi è giovane di età o anche di approccio rispetto alla politica, deve avere un'impostazione rispetto al potere che deve essere di rottura. Io lo dico sempre ai giovani, perché voi non dovete approcciarvi alla politica pensando che si debba imparare da chi la fa da 20 o da 30 anni. Ci sono cose che vanno imparate, ma per il resto il valore che può portare un giovane alla politica sta nell'essere diverso, non sta nel fare scuola di come ci si comporta, perché finché noi non comprendiamo che molti dei limiti che la Sardegna ha e ha avuto nel tempo sono anche limiti nostri, limiti di forza, limiti di coraggio, e in questo tutti dobbiamo fare una duplicata. Io, per quanto mi riguarda, sulle cose per le quali la devo fare la faccio anche per il mio partito. Per quanto riguarda la mozione di cui mi hai chiesto, io ritengo che questa mozione abbia un pregio, che è quello di aver portato, intanto di essere stata fatta, cioè di aver detto in un consiglio regionale: noi invitiamo gli eletti di tutte le forze politiche a esprimersi sul tema dell'indipendenza. Questo è il pregio che io ritengo abbia questa mozione. L'altro aspetto rilevante della politica sardista è che purtroppo io vedo, diciamo, non lo vedo molto positivamente, era l'aver proposto l'organizzazione di un'assemblea costituente. Io personalmente ci credevo e ci credo, perché, per riallacciarmi a quello che ha detto anche Gesuino, le affermazioni di sovranità, di potere, se sono fatte da un consiglio regionale esclusivamente, senza alcun coinvolgimento del popolo, se non si dibatte in queste sale, nelle piazze, nei paesi di questi temi, qualunque riforma, qualunque affermazione di sovranità, anche ammettendo un supremo atto di coraggio, del Consiglio regionale, che bipartisan, destra, sinistra, votasse uno statuto fortemente, diciamo così, improntato a valori di sovranità, beh, anche ammettendo questo, cosa da verificare, io credo che sarebbe uno statuto debole, perché non avrebbe il sostegno del popolo, e noi su questo dobbiamo lavorare. Io credo che incontri come questo, in cui si parla di questi temi, ce ne dovrebbero essere continuamente e molti di più. Quando hanno in Catalogna il Tribunale di Madrid ha diciamo così cassato alcune parti ritenute molto importanti dai catalani, questi in pochi giorni hanno portato in piazza 1,5 milioni di persone. Se succedesse una cosa del genere in Sardegna, noi quanta gente portiamo in piazza?
Io però sono ottimista, noi non siamo maggioranza dei partiti indipendentisti, altri partiti che non sono sardi, ma fanno parte, sono articolazioni di partiti italiani, sono maggioranza, però io credo che nella storia sono le minoranze che hanno portato avanti idee giuste, idee che in certi momenti non erano condivise dalla più parte delle persone, che poi col tempo, lavorando seriamente, lavorando per trasmettere conoscenza, per trasmettere entusiasmo, per trasmettere voglia di combattere, queste idee si sono affermate e poi sono diventate maggioranza. Ecco, questo è il valore positivo di questi incontri, che credo dovrebbero essere moltiplicati. Grazie.